Amici del volley, ben ritrovati, quinta ed ultima fascia settimanale dedicata alla nazionale italiana femminile di scena a Vicenza. Proprio in questo momento sta giocando al mio fianco Davide De Meo, presidente del comitato provinciale di Vicenza. Buonasera a tutti, buonasera Carlo. Buonasera e ben ritrovato. Tutto esaurito questa sera per la partita della nazionale italiana, domani però ci sono ancora biglietti per Serbia e Spagna. Sì, avevamo certezza che questa sera avremmo riempito il Palasport di Vicenza per questa grande prima serata e così come sicuramente avremmo tutto esaurito per domenica per Italia-Serbia. Ancora qualche biglietto per Serbia-Spagna perché è la partita che non vede interessate le nostre ragazze, che quindi deve essere riempita dai fan del volley. Ecco, ovviamente parliamo del triangolare organizzato fra Vicenza e Bassano del Grappa, fra Italia, Spagna e Serbia, un grandissimo evento organizzato dal Comitato Provinciale di Vicenza, ma non solo. Sì. Il nostro comitato è semplicemente la punta di questa grande piramide che è rappresentata da un grande movimento di persone, tutti volontari che hanno dato il loro grande lavoro naturalmente a titolo gratuito, senza orari, senza risparmiare le energie per questo grande appuntamento di pallavolo. Vicenza, lo ricordiamo, purtroppo non ha più la Serie A femminile e questo evento serve un po' a richiamare quelli che furono e che speriamo saranno i grandi eventi targati pallavolo femminile. La nostra provincia, il nostro movimento, la nostra pallavolo si meritano un ritorno che è quello della pallavolo di alto livello in questa provincia. Noi ce la stiamo mettendo tutta, invitando la nazionale, organizzando eventi. Speriamo che con questo grande stimolo e con la forza dei 9.000 tesserati di Vicenza ci sia un nuovo inizio anche per la pallavolo di altissimo livello. 9.000 tesserati, allora parliamo della pallavolo vicentina, un faro in Veneto, ma non soltanto in Veneto, anche a livello nazionale. Sì, adesso ci vantiamo spesso di questo risultato che naturalmente non dipende né da me né dal Comitato Provinciale di Vicenza, ma dipende dalla passione che tutta la provincia mette in questo sport. Sono ragazzi e ragazze grandi e piccoli che giocano a pallavolo e con i quali abbiamo raggiunto il quinto posto a livello nazionale per numero di praticanti reali, proprio che calcano i campi di gioco. Ecco, parlando di questo evento, di questo triangolare, 13 anni fa, se non vado errato, c'è stata la nazionale italiana femminile qui a Vicenza, ma l'anno scorso soltanto a Schio c'è stata quella maschile, dunque il Comitato Provinciale di Vicenza ama la nazionale italiana. Si la ama perché rappresenta il traguardo che tutte le atlete e gli atleti vorrebbero raggiungere e quindi ci piace che siano qua a fare da punto di contatto tra l'attività di base e l'attività di alto livello. Schio ci ha ospitato l'anno scorso, oggi ci ospitano Vicenza e ci ospita Bassano del Grappa, anche perché vogliamo che tutta la provincia sia coperta, coinvolta da queste grandi presenze. Grazie dunque al Presidente del Comitato Provinciale FIPAV di Vicenza, Davide De Meo. Grazie a voi e buona pallavolo. Tutte le informazioni su www.fipavvicenza.it. A tutti voi buona pallavolo e arrivederci ai campi di Vicenza e Bassano del Grappa per questo triangolare, la Palladium Cup fra Italia, Spagna e Serbia. Arrivederci. Vicenza ha riabbracciato stasera la grande pallavolo femminile con il match Italia-Spagna ed ha messo in mostra i lavori di ristrutturazione fatti all'interno dell'impianto cittadino. A Vicenza non c'è più la Serie A e ci auguriamo che torni presto e che soprattutto il volley iberico torni a lanciare nei grandi palcoscenici internazionali giovani atlete, così come fu per Valentina Righetti. La vetrina che ho avuto a Vicenza è stata la mia grande occasione che poi mi ha portato ad arrivare a Bergamo e continuare a crescere, in una squadra ambiziosa come Bergamo, però comunque i colori biancorossi non li dimentico.